Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Vista la maglia portafortuna del pre-gara Juve Cagliari, dopo l'1-1 di ieri o ieri all'ora di pranzo, direi che è giusto anche per omaggiare il colore rosso-blu mettere questa maglietta. Poi qualcuno potrà dire, ma sei un giornalista, dovresti essere super partner. Assolutamente sì. Però la fede, il cuore è visibilmente, marcatamente, sfacciatamente solo Cagliari. Ben bentrovati a tutti. Oggi lunedì, come sempre 19:30, esaminiamo il preziosissimo pareggio del Cagliari in quel di Torino. 1-1 a Juventus Stadium contro una Juventus che oggettivamente, se avesse chiuso la partita prima, non avrebbe regalato quel gol, e quindi noi siamo qui a festeggiare un punto davvero importante che fa classifica e che fa morale, perché conquistato contro una grande squadra, va detto, soprattutto reduce dalla bella vittoria di Champions League. Detto questo, il Cagliari ha fatto la partita che doveva fare. È il caso di dire che Nicola ha utilizzato di fatto lo stesso modulo e quasi tutti i 10/11 della formazione che era scesa in campo a Parma, con l'unica differenza di Augello al posto di Luvumbo. Infatti, quando ho visto gli 11 in campo, ho pensato che il Cagliari giocasse con 5 dietro, perché Obert magari con centrale come braccetto di sinistra e Augello terzino sinistro. Invece no, ha utilizzato Augello proprio come trequartista, ovviamente più difensivo, perché c'era il pericolo che il giovane Savona potesse scendere, potesse arrivare dalle parti di Scuffetta molto più facilmente per creare un sovrannumero rispetto alla fascia sinistra, dove di fatto c'era il solo Obert. Così non è stato, è stata una bella partita perché per il risultato, però parliamoci chiaro, ci sono stati degli elementi che sono da esaminare. Ad iniziare dal primo tempo, Cagliari che ha sofferto parecchio, ma si sapeva, con scarsa capacità di incidere nel contropiede e con il gol, e qui entriamo nelle dinamiche, tocco di mano di Luperto. Ora, abbiamo detto anche durante l'intervallo, sul 45esimo minuto, io francamente faccio fatica a distinguere il fallo di mano. Siamo andati il VAR perlomeno è andato a vedere un fotogramma per vedere se eventualmente il pallone avesse toccato o meno l'unghia, e faccio ovviamente la battuta, di Luperto, senza considerare che stiamo parlando di un'azione di gioco dove c'erano 3 giocatori che saltano in contemporanea, dove c'è il giocatore della Juve che salta sopra i 2 giocatori del Cagliari e che ovviamente sono sbilanciati. Chiamare un fallo di mano, io so per certo che le regole arbitrali prevedono che l'intervento del VAR sia utilizzato quando c'è un errore, una chiara ed evidente occasione in cui l'arbitro non vede. Qui di chiara ed evidente occasione non si può parlare, perché siamo ancora qui a discutere se fosse o meno tocco con la mano. Ecco, io credo che le dinamiche di un gioco del calcio debbano prevedere anche queste. Poi ci potremmo attaccare a qualunque altro tipo di situazione, è vero che se lo tocca le regole dicono che è comunque rigore e su questo sono d'accordo, però io non lo so se a parti invertite il Cagliari o una squadra più piccola avrebbe preso un calcio di rigore. È il solito discorso della uniformità di giudizio. Non è contro la Juve né contro l'Inter né contro il Milan. Purtroppo nel corso degli anni il VAR, che doveva essere democratico, mentre lo è per quanto riguarda il fuorigioco, perché ormai è impossibile sbagliare, posto che una riga digitale che stabilisce
se è offside oppure meno. Per quanto riguarda invece i falli c'è ancora tanto da lavorare, ad iniziare però dalla cultura dei giocatori, va detto subito, perché qualcuno aveva sottolineato in tempi non sospetti che il VAR visiona il contatto, ma non visiona l'entità del contatto, la potenza del contatto. Quindi lo stesso contrasto magari è a velocità normale di quelli molto leggeri, visto al VAR sembra uno scontro fra due tir. Ecco, credo che anche questo vada esaminato. Il Cagliari subisce l'1-0, ma continua a giocare potremmo dire all'inizio del primo tempo non bene, l'unica occasione così che mi viene in mente è il tiro di Piccoli da buona posizione quando c'era Zappa tutto solo dentro l'area, ma finisce lì. Nel secondo tempo la Juve continua ad attaccare probabilmente, anzi quasi sicuramente per tentare di chiuderla. Il Cagliari però riesce a entrare con un piglio diverso, anche grazie ai cambi di Nicola, perché facendo entrare giocatori di qualità come Marin, come Gaetano e anche Luvumbo al posto di Augello, il baricentro visibilmente si alza. E si alza soprattutto nella misura in cui il Cagliari crede di poter fare il colpetto, rimanendo attaccato alla partita fino alla fine e cercando di sfruttare quelle pochissime occasioni che la Juve concede in casa. Ricordiamoci che la Juventus fino ad oggi alla Juventus Stadium non aveva ancora subito un gol. Non solo veniva, dicevo prima, dalla bella prestazione in Champions League contro il Lipsia fuori casa, che ha vinto 3-2 in 10 uomini, è logico che aveva il vento a favore. Il Cagliari è stato bravo a soffrire dove doveva soffrire, a tamponare dove poteva tamponare, troppi errori in mezzo al campo. Nel primo tempo soprattutto la cerniera dopo Macumbu si è rivelata la lontana parente di quella vista con il Parma. Però invece mi è piaciuto molto il secondo tempo, nel momento in cui è uscito Viola ed è entrato Gaetano, è uscito Zortea per fare spazio anche a Kingston, ma ricordiamoci anche Marin, un altro giocatore in mezzo al campo molto importante, al posto di Macumbu, è cresciuto il lato qualitativo. E proprio mentre il Cagliari per più di una volta ha cercato di impensierire di Gregorio, anche la Juve ha rischiato il raddoppio. Forse la conclusione più clamorosa è stato sul tiro di Douglas Lewis e il piattone di Vlahovic dentro l'area che ha mandato completamente a lato. Ecco, credo che il Cagliari sia stato bravo soprattutto a soffrire e a non mollare mai. Il rigore su Piccoli è evidente, penso che ci sia davvero poco da dire. Douglas Lewis ha commesso un errore. Perché? Perché poi alla fine sono gli errori che determinano il risultato. Marin è stato chirurgico con un calcio di rigore molto delicato all'87esimo, piazzarlo all'incrocio dei pali non è roba di poco conto. Marin che pensate che doveva essere addirittura ceduto, quindi, ed è uno dei giocatori con miglior tasso qualitativo di questa squadra. Il Cagliari quindi torna da Torino con un punto importante, dicevo anche perché vedi, nella bassa classifica comunque continuano a fare punti, il Monza che pareggia in casa con la Roma, l'Empoli che ha rischiato, anche se l'Empoli è più su, comunque l'Empoli ha rischiato di portare punti da Roma, dal capo della Lazio, il Parma ha pareggiato a Bologna, insomma ci sono diverse squadrette che stanno comunque dando prova di essere ancora vive. Certo, rispetto all'altra pausa di campionato, il Cagliari esce assolutamente in maniera positiva, in maniera ritrovata. Un altro Cagliari, ricorderete che eravamo in fondo alla classifica, oggi abbiamo trovato, speriamo, insomma, la quadratura. Nicola è stato bravo a trovare la quadratura con 6 punti. 6 punti che sono arrivati, ricordiamoci, con le ultime 2 trasferte, 4 punti, 4 dei 6 punti sono arrivati nelle ultime 2 trasferte a Parma e in casa con la Juve, in casa della Juve, scusate, con 2 trasferte di fila. Ecco, alzi la mano chi prima di queste 2 partite avrebbe pensato a un bottino di 4 punti, ecco, soprattutto dopo che nelle altre partite, con tante partite in casa soprattutto, il Cagliari ha appena
ha racimolato la miseria di 2 punti. Ora c'è la pausa dedicata alle nazionali, quindi il Cagliari tornerà in campo fra 2 settimane in casa contro il Torino che dovrà fare a meno di Zapata, un infortunio grave, arrivato nel finale di Inter-Torino. Certo è che comunque è una squadra da prendere con le molle, perché la squadra è in salute e naviga nelle zone alte della classifica. Il Cagliari finalmente può sperare di conquistare i 3 punti in casa, anche per la maggiore consapevolezza che ha ottenuto in queste 2 partite. Ecco, il Cagliari finalmente è entrato di potenza nel campionato di Serie A. Io sono fiducioso che contro il Torino, oltre al sold out, l'ennesimo sold out che si registrerà alla Unipol Dome, sono convinto che il Cagliari farà una bella partita. Per quanto riguarda l'effetto sera, invece, volevo informarvi che visto che c'è la pausa di campionato, noi giovedì parleremo della questione stadio. Sarà una puntata importante, perché le ultime dichiarazioni del presidente Giurini hanno riscoperchiato il vaso di Pandora. Sarà il caso che ne approfittiamo per approfondire un argomento che ormai è, potremmo dire, da 15 anni, da 14 anni, sulla bocca di tutti, di tutta la stampa nazionale, non solo quella regionale. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani per ore 19:30, nuova puntata di Feto Serra con una nuova intervista. Grazie a tutti e forza Cagliari. Ciao.